Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Nascerà la Fondazione Sara Campanella, l'iniziativa del fratello Claudio per onorare la memoria della studentessa uccisa e darne continuità. Amore per la libertà di ogni donna, impegno civile e lotta alla violenza di genere. Nuova attività stromboliana dai crateri di sud-est dell'Etna. È il 7° evento in pochi giorni dopo la spettacolare eruzione cominciata lo scorso febbraio. Le garanzie sugli investimenti non bastano a rassicurare i lavoratori della ST di Catania. La multinazionale conferma gli esuberi, ma il ministro Urso prova a rassicurare e invita a guardare con più ottimismo il futuro. Ad Agrigento parte finalmente il cantiere atteso da decenni per rinnovare la rete idrica, un intervento strategico per ridurre le perdite e garantire un servizio costante. Nel catanese smantellata dai carabinieri una banda di ladri, autori di una serie di furti in diversi comuni della provincia. Catania, disagi per i turisti e residenti in una città che affonda nella spazzatura, esasperati i gestori delle strutture ricettive. Proposta di Hub Etnea, la rete dei gestori di B&B, utilizzare i 4 milioni della tassa di soggiorno per pulire la città. E poi il calcio, domani in campo il Catania Cava dei Tirreni, toscano, dobbiamo guardare alla nostra crescita, ore decisive a Messina per il futuro del club. Bentrovati, sta per nascere la Fondazione Sara Campanella. È stato il fratello Claudio ad annunciarlo. Vuole essere un punto di riferimento dell'impegno e dei valori della studentessa. Francesco Triolo. Quella aiuola sul viale Gazzi è già un simbolo, i tanti fiori, i messaggi lasciati rappresentano la testimonianza di quanto la morte di Sara Campanella abbia scosso tutti, il ricordo della studentessa, dei suoi valori, sogni, l'impegno che Sara incarnò durante la sua vita, adesso verranno portati avanti da una fondazione che la famiglia ha annunciato tramite il fratello Claudio creerà a breve. Sarà un punto di riferimento, ha detto, contro la violenza di genere, il femminicidio, per sostenere le persone in difficoltà, per supportare progetti educativi per la prevenzione e sensibilizzazione delle giovani generazioni a partire sin dalla scuola dell'infanzia, per contrastare stereotipi di genere e promuovere relazioni sane con iniziative concrete e progetti sul territorio, coinvolgendo gli adulti come genitori, operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine e tutte le altre istituzioni. La donazione può essere effettuata attraverso un link sulla piattaforma GoFundMe in attesa dell'apertura della fondazione di un suo conto corrente. Intanto proseguono le indagini sull'omicidio. I carabinieri hanno sequestrato telefonini, computer, pendrive sia nell'abitazione di Argentino che nel B&B della famiglia. Da questi verranno estratti quei dati che possono essere utili a ricostruire i contatti nell'immediatezza del femminicidio tra madre e figlio, oppure i colloqui tra l'omicida e la vittima per confermare e dimostrare gli atti persecutori di cui il ragazzo si sarebbe reso responsabile in questi 2 anni. Altre risposte poi si attendono dall'analisi del coltellino trovato a circa 150 metri di distanza dal luogo del delitto. Nuova attività stromboliana dai crateri di sud-est dell'Etna. È il 7° evento in pochi giorni dopo la spettacolare eruzione cominciata lo scorso febbraio. Luca Ciliberti. L'Etna di nuovo in eruzione, un evento osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, localizzato nei crateri di sud-est a quota 2900 metri e anticipato da un lieve tremore vulcanico e seguito dalla produzione di una nube dispersa in direzione sud-est. Un fenomeno che normalmente in questa fase si esaurisce in poche ore, così come conferma il direttore dell'INGV di Catania, Stefano Branca. È in corso in questo momento sull'Etna il 7° episodio di attività stromboliana che marca questo periodo di bassissima attività del vulcano. Quest'ultimo fenomeno è stato rilevato prevalentemente su modelli previsionali perché le nubi in alta quota non hanno consentito un'osservazione diretta. Dopo la fine dell'attività effusiva del mese di febbraio, il sistema del vulcanico dell'Etna è entrato in una graduale ricarica magmatica che è segnata da questi piccoli episodi di breve durata di attività stromboliana. L'allerta per i voli è passata precauzionalmente da giallo ad arancione, ma l'aeroporto resta pienamente operativo.
Le garanzie sugli investimenti non bastano a rassicurare i lavoratori della ST di Catania, perché la multinazionale ha anche confermato gli esuberi, ma il ministro Urso, dopo l'incontro a Roma, rassicura e invita a guardare con più ottimismo al futuro. Adelaide Barbagallo. Sugli esuberi annunciati dalla ST dopo l'incontro a Roma con i vertici della multinazionale e i sindacati, il ministro del Mimit, Adolfo Urso, cerca di stemperare le preoccupazioni dei lavoratori. Dei 2.800 tagli del personale annunciati alla ST in Italia, tiene a precisare Urso, saranno poco più di 1.000, un dato che non rassicura però gli oltre 5.000 dipendenti del sito di Catania e nemmeno quelli di Agrate. Ma nello stabilimento Etneo sono stati confermati gli investimenti, saranno di 2,6 miliardi. Non solo, ma nel sito siciliano Urso ha ribadito ci sarà anche un corposo investimento pubblico. Perché dunque si annunciano esuberi? I sindacati restano cauti e aspettano altre delucidazioni sul piano industriale. L'azienda specifica che i tagli al personale saranno dilazionati nel tempo e tutti a base volontaria. Ottimista il ministro, che vede tutto in ottica pluriennale. Se si guardano i dati occupazionali che saranno sviluppati nel tempo quando questi investimenti diventeranno produttivi, è chiaro, dice, che l'obiettivo finale è di crescita per l'Italia. Insomma, invita a guardare non a quello che accadrà da qui al 2027, quindi ai tagli, ma allo sviluppo che daranno gli investimenti a partire dal 2030. Ad Agrigento parte finalmente il cantiere atteso da decenni per rinnovare la rete idrica cittadina, un intervento strategico per ridurre le perdite e garantire un servizio continuo. Oggi la cerimonia di avvio lavori alla presenza del presidente Schifani. Davide Sardo. Non è un'opera incompiuta perché i lavori non erano mai partiti, è piuttosto l'attesa lunga decenni degli agrigentini per una rete idrica efficiente. Oggi finalmente la svolta. Ad Agrigento sono cominciati i lavori di ristrutturazione e automazione dell'intero sistema di distribuzione dell'acqua. Un'infrastruttura fatiscente con perdite che superano il 50% del flusso, sarà completamente rinnovata. Sono previsti anche degli interventi negli adduttori, parzialmente negli adduttori esterni che portano l'acqua di Agrigento. Chiaramente l'opera è finalizzata ad raggiungere il servizio classico di una rete idrica, cioè l'alimentazione 24 ore sulle 24 ore, e a ridurre notevolmente le perdite. A dare il via ufficiale al cantiere è stato il presidente della regione Renato Schifani, presente alla cerimonia in via Demetra nei pressi del Giardino Botanico, dove ha simbolicamente sollevato la paletta verde. L'intervento, finanziato con 30 milioni di euro provenienti dai fondi FSC, prevede la realizzazione di circa 45 chilometri di nuove condotte. Dureranno circa un anno, finalmente il centro storico, la zona prettamente urbana di Agrigento verrà fornita di una nuova rete idrica. Obiettivo: ridurre drasticamente le dispersioni e garantire un'erogazione continua per almeno 10.000 utenze. Nel catanese smantellata dai carabinieri una banda di ladri autori di una serie di furti messi a segno in diversi comuni della provincia. Emanuela Corsi. Erano il terrore della provincia catanese per una serie di colpi messi a segno in vari comuni. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania che operavano a Belpasso, Gravina, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Mascalucia, Trecastagni, Aci Sant'Antonio e Motta Sant'Anastasia. Un'attività fiorente che avrebbe fruttato loro migliaia di euro. A finire in carcere Roberto Caponetto di 42 anni e Biagio Luca Capone di 35. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico invece per Francesco Provenzano di 31 anni e Alessandro Gino Costantino di 47. Il modus operandi era sempre lo stesso: sopralluogo accurato nelle zone delle case di interesse, individuazione di quello che sarebbe stato l'appartamento da derubare, scelto anche in base alla facilità di accesso, tipo balconi con porte e finestre. Verifica suonando il citofono dell'assenza di persone in casa, introduzione con l'effrazione degli infissi nelle case. A dimostrarlo anche le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni vicine. In queste immagini vediamo ad esempio un furto avvenuto in un'abitazione del comune di San Pietro Clarenza, dove è stata portata via una bicicletta del valore di 400 euro. Nelle immagini vediamo uno dei ladri che la passa al complice attraverso il cancello, poi scavalca e si dà alla fuga. Al termine dell'attività di indagine sono stati contestati a vario titolo agli indagati 3 furti in abitazione, 4 tentati furti, un furto di autovettura e una ricettazione.
Recensioni e delusioni a Catania, turisti e residenti alle prese con una città che affonda nella spazzatura. Tonino De Mana. Il turismo decolla e i turisti affondano. Catania, terra di paradossi, affoga nella spazzatura con il centro storico trasformato in una gigantesca discarica. È evidente che nell'Ottocentro, gestito da Gema, qualcosa non funziona ed è altrettanto evidente che la battaglia contro l'inciviltà finora è stata ampiamente persa. Rifiuti di ogni genere, suppellettili, divani fanno parte integrante dell'arredo cittadino, vanificando gli sforzi di chi vive con il turismo e per il turismo. Ospiti di alberghi, B&B e case vacanze lasciano così Catania con due immagini: da un lato la bellezza dei luoghi, dall'altro le mortificanti scene di degrado, come in via Carlo Forlanini per esempio. In via Osservatorio, passi il gioco di parole, si osservano mobili e poltrone abbandonate, praticamente il marciapiede è off limits. Sono titolare di una locazione turistica proprio in questa strada e tutto il lavoro che svolgo per rendere il soggiorno dei miei ospiti il più piacevole possibile viene poi vanificato da questo spettacolo. Comunque nelle recensioni che venga sottolineata peccato, città molto sporca, quartiere degradato o abbandonato, questo rende un po' vano tutti gli sforzi che facciamo. Altri marciapiedi, si fa per dire, sono impraticabili, con rifiuti di ogni tipo ed erbacce che raggiungono anche i 2 metri d'altezza. Non le manda a dire il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. L'amministrazione comunale di Catania ha incassato oltre 4 milioni di euro. Bene, a questo punto, dato che c'è una situazione veramente di emergenza, a mio parere, di poter utilizzare parte dell'imposta proprio per fronteggiare questa situazione in qualche modo di emergenza. Dulcis in fundo, ecco una cartolina serale proveniente da via Tomaselli. I sacchetti che vedete sono stati lasciati dai residenti ed in attesa della raccolta invadono il marciapiede, non certo però in maniera ordinata. E i famosi mastelli? E il decoro? A Palermo invece l'andamento della raccolta differenziata è più che positivo. In città siamo al 35%, a Mondello si arriva addirittura anche al 75%. Una svolta per il capoluogo. Marco Gullà. Meno immondizia per strada e dati sulla differenziata che crescono, finalmente un pollice all'insù per Palermo sul tema rifiuti. La raccolta differenziata generale nel capoluogo è infatti arrivata al 35%. La zona di Mondello in questo momento ha il primato rispetto all'intera città, con percentuali che si aggirano tra il 77% e il 75%. Migliorano le percentuali di raccolta differenziata nel centro storico, dove si è passati dal 35 al 50%. Dati arrivati questa mattina e resi noti dalla RAP, l'azienda municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti cittadini, in un incontro all'università. Palermo ce la può fare, cioè questo messaggio vogliamo dare. Dice ma è la soluzione dei problemi delle bottiglie? Assolutamente no, però vuol dire che c'è una parte di Palermo che vuole cambiare questa città. Io su questa e gli altri che dobbiamo convincere a seguirci, perché è un peccato. Il primo passo è quello che avevo in programma di fare, che è quello di portare la differenziata in quasi tutta la città. Così si fa, non ci sono altri modi, dobbiamo levare i cassonetti dalla città. A partire da giugno dello scorso anno sono state inoltre 2 milioni le bottiglie di plastica raccolte nei 41 ecocompattatori di nuova generazione installati in città nell'ambito del progetto Recopet. Contro il telemarketing molesto e le chiamate insistenti arriva il primo via libera a una proposta di legge a firma della deputata siciliana Eliana Longi, che punta a riordinare il mercato dei call center e a prevenire le truffe. Luca Ciliberti. Sì, salve, buongiorno, sono Bianca, ci siamo sentiti anche oggi stamattina. Contro la valanga di chiamate indesiderate sui telefoni di casa e sugli smartphone, tra cui si annidano anche molte truffe, si muove finalmente la politica. Dopo 2 anni di lavoro arriva il via libera a un testo base per la lotta al telemarketing e al teleselling selvaggio e la riforma del sistema dei call center. Nelle commissioni riunite trasporti e attività produttive della Camera è stata approvata una proposta di legge a firma della deputata siciliana di Fratelli d'Italia Eliana Longi. L'obiettivo è quello di predisporre un mix di soluzioni normative e informatiche che possano limitare un fenomeno diventato oramai quasi incontrollabile. Una proposta di legge che pone la persona al centro in qualità di imprenditore a difesa delle 1400 aziende in Italia nei confronti dei 55.000 lavoratori del comparto, ma soprattutto al cittadino. Il solo registro pubblico delle opposizioni, che pure ha raggiunto 30 milioni di numeri iscritti, oltre 5 miliardi di contatti verificati
applicati coinvolgendo 101.000 operatori non funziona abbastanza e si vede. Il problema è che il registro delle opposizioni non può impedire di ricevere chiamate illegali fatte da soggetti che raccolgono i dati in modo illecito, magari accedendo ai database di grandi aziende. L'obiettivo è limitare il fenomeno del cosiddetto client spoofing, la tecnica con cui i criminali camuffano l'identificativo del chiamante per farlo apparire un numero affidabile. Oggi con questa proposta di legge difendiamo le fasce più deboli da questo terribile fenomeno che viola la nostra privacy. Sul telemarketing si è mossa infine anche la Procura di Roma, che ha iniziato a indagare sulle cosiddette telefonate mute dopo una denuncia presentata dal Codacons per molestia. Secondo l'Associazione dei Consumatori, molti call center per ottimizzare i tempi e incrementare il numero di utenti contattati utilizzano un software che programma più telefonate di quanti gli operatori fisici riescano a gestirne. Sport e libertà è il progetto promosso dalle associazioni sportive e sociali italiane per i minorenni in condizioni di difficoltà. Orazio Longo. Opportunità di crescita e reinserimento sociale per giovani provenienti da contesti svantaggiati e socialmente complessi. È la mission di Sport e Libertà promosso dall'ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane, in collaborazione con diverse realtà della provincia di Catania, nell'ambito di un più ampio progetto ministeriale intitolato Sport di tutti carceri. Lo scopo è quello di sostenere lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione. È un'iniziativa molto articolata che prevede interventi di natura sportiva, ma non solo, anche di natura ambientale, anche di natura formativa sotto vari aspetti, e che intende attraverso appunto questi percorsi recuperare da un punto di vista sociale tanti giovani che in questo momento appunto hanno intrapreso un percorso di vita sbagliato. 20 i ragazzi in difficoltà individuati dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che il 22 aprile inizieranno il progetto a Villa Muscatello. Tra le attività sportive il rugby, il karate, il tiro con l'arco e corsi di formazione fitness, educazione ambientale, teatro, musica. Sport come metafora della vita, dal rispetto delle regole degli altri al senso del limite, spiega il presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, Roberto Di Bella. Da un'indagine Istat recente risulta che in certi quartieri come Librino, San Cristoforo, San Giovanni Calermo soltanto un ragazzo su 10 pratica attività sportive. È una tendenza che dobbiamo invertire assolutamente. Da qualche anno a questa parte c'è una rinnovata sensibilità sulla questione minorile, tutte le istituzioni coinvolte stanno muovendosi in sinergia, stiamo contrastando questo fenomeno che sostanzia una vera e propria bomba sociale in maniera decisa. Ci sono dei segnali timidi di ripresa, io sono fiducioso. Teatro è partito da Catania l'ultimo spettacolo di Roberto Lipari, che sarà in tour in tutta Italia, ma sarà davvero l'ultimo? Lo abbiamo chiesto all'amatissimo comico palermitano e conduttore di Striscia la Notizia, Eva Spampinato. C'è tutta la comicità firmata Roberto Lipari, con la sua cifra stilistica, il sarcasmo, la disamina ironica e pungente dell'attualità sociale nell'ultimo spettacolo. Si chiama ultimo spettacolo, è veramente l'ultimo? Non lo so, sarete voi a sceglierlo. E così, attraverso questo suo forse ultimo spettacolo, il comico e regista palermitano guida il pubblico attraverso domande aperte e suggestioni personali che alimentano il ritmo della narrazione. Non è che vado a vedermi il Giro d'Italia e dico ma si può fare senza bicicletta? No, è una maratona, è un altro sport. Si alternano i registri linguistici, struttura teatrale e scrittura autobiografica per un racconto fuori dagli schemi della stand-up comedy. Perché così non diventerò mai schiavo di qualcosa. La sala Arpago del Gatto Blu di Catania ha ospitato l'inizio del tour e continuerà con le repliche fino a domenica 13 aprile. Poi si prosegue risalendo lo stivale. Parto proprio da Catania, poi finisco a Palermo, è una scusa per restare a casa. In realtà restare in Sicilia. E dopo il teatro, per Lipari, torna il cinema e persino un libro. Si girerà un film quest'estate, non vi dico nient'altro, e poi uscirà il mio libro dal 29 aprile e quindi pensate come è messa male l'editoria e la cinematografia di questo paese. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, Catania alla rush finale per conservare la quinta posizione, ma attenzione alla Cavese che spera ancora in un piazzamento play-off. Toscana avverte, stanno facendo un buon campionato. Tonino De Mana.
12 vittorie complessive, equamente distribuite in casa e fuori. Ed ora 2 turni lontano dal Massimino per difendere il quinto posto dagli attacchi di Picerno, Benevento e Potenza. Non può fare calcoli il Catania, che contro la Cavese dell'ex Chirico va a caccia dei 3 punti al cospetto di una squadra ormai salva, ma che potrebbe ancora arpionare il 10° posto e quindi partecipare ai playoff. Sta facendo un campionato molto positivo, farà di tutto per centrare magari i playoff, perché ormai la salvezza credo che ormai sia acquisita. La cosa più importante siamo noi, la crescita nostra, il sapere che sarà una partita probabilmente più difficile di quella con l'Avellino. La sfida del Simonetta Lamberti senza tifosi etnei su disposizione della prefettura di Salerno è un appuntamento da affrontare con la massima concentrazione, perché d'ora in poi ogni punto sarà fondamentale. Capitolo formazione, l'unica certezza è l'assenza per squalifica di Di Tacchio, che dovrebbe essere sostituito da Acquaini. In attacco potrebbe rivedersi dal primo minuto inglese, che contro l'Avellino ha messo minuti nelle gambe, iniziando così un rodaggio che dovrebbe portarlo in discrete condizioni in vista dei playoff. Out perché infortunati di lungo corso Beders, Guglielmotti e Luperini. Quest'ultimo è stato operato a Roma per un problema all'inguine. E scende in campo un'altra squadra, quella di Telecolor, che vi proporrà in chiaro ed in esclusiva la sfida tra Cavese e Catania. Appuntamento alle 14, quindi un'ora prima del fischio d'inizio, per una lunga diretta con interviste pre e post gara, l'analisi del match e l'imperdibile angolo social. La differita integrale della partita verrà invece mandata in onda lunedì alle 22:15 dopo corner. Ore decisive a Messina per il futuro del club. Il sindaco sta verificando la congruità della procura internazionale a vendere arrivata dalla proprietà lussemburghese. Francesco Triolo. La procura internazionale per la cessione dell'80% delle quote della CR Messina c'è, è arrivata poco dopo le 15 sul telefono cellulare del sindaco Federico Basile. Ad inviare la fotografia dell'atto è stato il presidente del Messina Stefano Alaimo. Adesso Basile ne sta verificando la completezza e la conformità ai parametri italiani con lo stesso studio notarile Magno che ha redatto l'atto di cessione. Una volta verificata l'eventuale conformità dell'atto, la palla passerà ai possibili acquirenti, le 2 cordate, quella del manager messinese che opera in America e una del Nord Italia, che nei giorni scorsi si erano presentati al sindaco. La procura conterrebbe anche la possibilità di una vendita simbolica ad €1. Tutto questo dopo la manifestazione dei tifosi che ha acceso nuovamente il campanello d'allarme sul futuro del Messina Calcio, soprattutto per i tempi ristretti e gli adempimenti economici della prossima settimana. Con il sindaco ha avuto un confronto anche una rappresentanza della squadra, il DS Roma, i calciatori Petrucci, De Sena e Crimi e l'allenatore Simone Banchieri, che ai tifosi ha parlato chiaro. E le scadenze sono perentorie, quindi abbiamo chiesto al sindaco di far liberare il club dall'attuale proprietà, che chiaramente è inadempiente in tutto, questo sia chiaro. Noi sia chiaro, noi e la squadra insieme a voi non molleremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Ed è arrivata pochi minuti fa una nota del sindaco di Messina che esprime rammarico e disappunto per la vicenda, perché dopo la verifica effettuata la procura alla vendita redatta in francese, non essendo firmata digitalmente, non essendo prodotta in originale, non può essere utilizzata per la cessione delle quote. Questo ulteriore comportamento, scrive il sindaco, evidenzia in maniera ancora più chiara la totale mancanza di rispetto e serietà che ha contraddistinto questa vicenda. Credo davvero, aggiunge il sindaco, che ormai il tempo sia scaduto. E ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione del nostro telegiornale non ci sono altri aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona serata.